Più cagionevoli dal termometro facile. Lo sostiene la CGIA di Mestre su dati dell'Istat. Gli statali sono più malaticci dei dipendenti privati. Nel 2014 un dipendente pubblico su due, il 55% del totale, è rimasto a casa per malattia. Nel privato invece le assenze hanno riguardato un lavoratore su tre, il 35% del totale. La durata della malattia però è stata di media più lunga tra i lavoratori del settore privato. Se nel 2014 questi ultimi sono stati a casa mediamente 19 giorni, i dipendenti della macchina statale hanno collezionato un giorno di assenza in meno. Nel settore pubblico le assenze di un giorno hanno interessato il 27,1% dei casi di malattia. Negli ultimi 3 anni, dal 2012, il numero di eventi di malattia nel settore privato è diminuito del 4,1%, nel pubblico invece è aumentato dell'8,8%. Le aree geograficamente più colpite dall'incremento delle assenze nel pubblico sono state quelle del centro-sud.